La settecentesca e prestigiosa cornice di Palazzo Labbia, sede storica della RAI del Veneto, ha ospitato la cerimonia di consegna delle benemerenze del CONI Veneto, elargite ad atleti, tecnici e società che si sono distinte in ambito sportivo. Una grande cerimonia, quella di Sport Veneto in Festa, programmata nel magnifico Salone del Tiepolo, dove il presidentissimo del CONI nazionale Giovanni Malagò non ha voluto mancare all'appuntamento a fianco del presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle e alle tantissime autorità presenti, tra i quali il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, l'assessore regionale allo sport Cristiano Corazzari ed i numerosi atleti veneti che si sono distinti ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Rio, tra i quali la schermatrice Beatrice Vio, detta Bebe. Presidente, Sport Veneto in Festa, lei non è voluto mancare oggi. L'avevo promesso, una bella cosa, festa dello sport, insomma una regione che si è confermata ancora una volta leader, protagonista di un grande movimento, poi una giornata in cui siamo passati da un incontro con la Pellegrini a Verona a seguire un allenamento come faccio da 12 anni prima di un mondiale, e a un'iniziativa a cui sono particolarmente grato, l'inaugurazione di un palazzetto nel Polesine col supporto della Fondazione Cassa Risparmio Padova e Rovigo. Devo dire un impianto eccellente, forse il migliore che ho visto negli ultimi tempi, e adesso completiamo, diciamo, con questo incontro istituzionale, quindi una giornata veneto doverosa. Importanti anche gli atleti paralimpici, un movimento che sta molto crescendo, soprattutto in questa regione negli ultimi anni. Sì, si è molto elevata a livello di attenzione, di sensibilità, di cultura sulla materia. Oggi io ho un collega che è Luca Pancalli, il presidente del Comitato Paralimpico, al quale è stata data la giusta, diciamo, forma di rispetto, una consacrazione del suo movimento. Mi ho sempre definito che era indispensabile avere pari dignità con il mondo dei normodotati, dei non disabili, e oggi giustamente questo gli apre le porte per tanti discorsi appunto di equiparazione. Un importantissimo evento, quello voluto dal CONI, che per la prima volta ha trovato spazio in una location istituzionale, qual è la sede della RAI del Veneto, su proposta del presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle, che ha ottenuto la disponibilità da parte del direttore di RAI 3 Giovanni De Luca nell'appoggiare la richiesta con lo scopo di dare lustro al grande movimento sportivo del Veneto, che nel settembre scorso ha conseguito un prestigioso traguardo sportivo al trofeo delle regioni disputatesi in Sardegna e che ha visto prevalere gli atleti del Veneto davanti alla Lombardia. Cerimonia di Sport Veneto in Festa che ha preso via Colino di Mameli. Presidente, un appuntamento importante, questa sera la premiazione di molti atleti, molti anche giovani, il futuro dello sport in questa regione. Diciamo che è una bella giornata, perché avere il presidente del CONI nazionale qui nella nostra regione, una regione molto importante per il movimento sportivo. Poi abbiamo inaugurato un palazzetto nel Polesine stupendo a Villa Dose, ed essere qui con i migliori dirigenti, quelli più che hanno medaglie d'oro e d'argento al valore sportivo, e sono ben 43, credo che questo dà proprio un segnale di quanto il Veneto ama lo sport. Io voglio ringraziare tutte le istituzioni che hanno capito che lo sport non è solo il divertimento dei dirigenti, ma anche i valori che si vogliono dare ai nostri ragazzi e ragazze. Qualcuno andrà alle Olimpiadi. Quello che mi interessa a me è che si divertano, stiano assieme, facciano squadre e diventano uomini e donne di una nazione importante come l'Italia. Dopo il benvenuto del presidente del CONI nazionale Giovanni Malagò sono iniziate le consegne delle benemerenze degli atleti da parte del presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle, affiancato da una rappresentanza di atleti veneti che hanno partecipato alle Olimpiadi di Rio 2016, tra i quali Francesco Bettella, nuotatore paralimpico, Tatiana Guderzo, ciclista marosticense, Alessandra Patelli, canottaggio, Aglaia Pezzato, nuotatrice veneta,
Yusnei Santiusti, mezzofondista negli 800 metri piani, Andrea Toniato, nuotatore, e Beatrice Vio, schermitrice paralimpica nel fioretto individuale. Gli atleti premiati sono stati insigniti delle medaglie d'oro e d'argento. Le stelle d'oro sono andate al gruppo sportivo Hockey Patenaggio di Trissino e ai dirigenti Giampaolo Arduini di Verona, Giovanni Paolo Valenti di Vicenza, Vladi Vardiero di Venezia, Gianfranco Corezzola di Rovigo. Il tutto all'insegna dello sport veneto in festa e dei protagonisti, ovvero gli atleti del Veneto.